No, io chiedo di essere interrogato, essere sentito, essere ascoltato da ospiti silenziosi, mi pare che non sia il caso, anche perché non credo che ci sia più da salvaguardare nessuna riservatezza. Questa vicenda che mi riguarda ormai da 9 mesi, gira su tutti i giornali, televisioni, siti internet di tutta la Sicilia, di mezza Italia. Credo che sia giusto pretendere che una volta per tutte si formi la verità ascoltando il diretto interessato. Quindi io ho chiesto formalmente, attraverso una nota del mio legale, di essere interrogato in maniera tale da poter rispondere a tutte le domande che la Procura della Repubblica intende pormi. Sarebbe un esame troppo facile, per la verità. Si direbbe che sono stato raccomandato se devo rispondere a queste domande. Non 7, ma 70, anzi, come dice la scrittura, 70 volte 7. 70 volte 7. Anche perché, come è giusto, e non è la prima volta, intendo rendere conto di tutto quello che può riguardare il Presidente della Regione ai cittadini siciliani, ovviamente attraverso la stampa. E non è la prima volta. Qualcuno, ho letto, ha scritto: è il momento di... Ma io ho parlato all'Assemblea regionale siciliana, cioè al popolo siciliano, il 13 di aprile, e non mi sono sicuramente sottratto alle domande dei giornalisti fin quando, come dire, questa vicenda non ha avuto una prima definizione attorno a luglio scorso. Ora io leggo nella nota della Procura della Repubblica, che è stata letta dinanzi ai giornalisti il 3 novembre, presenti tutti i sostituti che si sono interessati a questa vicenda e nessuno ha dissentito, che nessuna iniziativa processuale si prevedeva per me. Iniziativa processuale no, ma è iniziato un processo mediatico veramente considerevole. È il momento di porre la parola fine, appunto rendendo conto e rispondendo a tutte le domande possibili e immaginabili. Io sono più che disponibile. Per il doveroso e sentito rispetto che ovviamente nutro nei confronti degli inquirenti e della procura, parlerò con i procuratori, così come è capitato anche quando mi sono rivolto all'Assemblea. All'Assemblea ho parlato il 13 aprile di quest'anno, 4 giorni prima, il 9, avevo parlato alla Procura della Repubblica, allora con dichiarazioni spontanee. Anche stavolta aspetto che, come dire, si fissi questa scadenza e dopo parlerò ovviamente ai cittadini attraverso una conferenza stampa che sicuramente registrerà un'ampia partecipazione.